Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. È la famosa massima del Gattopardo a sintetizzare quanto deciso per i gondolieri dal TAR del Veneto, cioè tra i previsti esami antidroga da sostenere presso la ULSS, rendere obbligatorio ai fini della sicurezza anche il test del capello ad ogni visita del lavoro, prevista con cadenza biennale e a loro spese. Ormai da 2 anni che si fanno. La decisione del Tribunale amministrativo del Veneto respinge così il ricorso presentato da alcune decine di gondolieri contro i previsti test tossicologici, peraltro disposti dal Comune da oltre 2 anni, cioè già dal 2022. È stato fatto 2 anni fa un protocollo che c'erano anche questi test da fare, diciamo, questo passaggio. Di fatto, la decisione di utilizzare il prelievo di un capello lungo almeno 3 centimetri per i giudici permette di conseguire un obiettivo di maggiore tutela dell'interesse pubblico. Così, testualmente nell'estratto della citata sentenza è riferita ai 433 gondolieri più i sostituti POPE non di linea. E adesso il TARS si è pronunciato riguardo al ricorso che lo ha rigettato e ha legittimato il discorso di questi test. Test antidroga obbligatori anche per i tassisti acquei, sebbene con un distinguo, a sostenere a proprie spese il test antidroga del capello, obbligatorio i cosiddetti tassisti con il libretto di terza categoria, ovvero quelli cui il Comune impone di fare ogni anno una visita di controllo presso il medico del lavoro. Discorso diverso per i tassisti acquei con libretto di prima categoria. Dipendendo direttamente dalla Capitaneria di Porto, sono invece soggetti ad una visita medica biennale presso l'assistenza sanitaria al personale navigante, detta SASN. Prevede le spese a carico della Capitaneria, con un esame delle urine e non del capello, sebbene a campione, quindi a sorpresa. Tornando infine ai gondolieri e alla sentenza del TAR, ha obbligato i ricorrenti a pagare la somma di 3.000 euro. Ora non resta che attendere se gli stessi decideranno o meno di ricorrere al Consiglio di Stato.